L'onorevole Salvatore Iacolino riscende in campo per l'elezione all'Ars il prossimo 5 novembre. Ecco, le decisioni sono state maturate, le scelte, qual è la ragione per cui ha deciso di sposare questo rinnovato impegno politico? Intanto l'UDC è un partito nazionale che si muove nell'ambito del Partito Popolare Europeo, nel quale ho sempre militato. L'area è quella di centrodestra, il candidato è Musumeci. In Forza Italia non c'erano margini di confronto e di discussione. Negli ultimi 18 mesi c'è stato un obiettivo soltanto, che è quello di escludere i miei amici, me, da quella che è l'esigenza di condivisione di percorsi e di progetti. È stata una scelta senza polemiche, quella nostra, insieme ad un gruppo folto di amici. Sciacca, il consigliere Caracappa, è già transitato nelle file dell'UDC e altri lo faranno ancora. Riteniamo Musumeci la carta vincente per la Sicilia, ma confidiamo evidentemente in un progetto più complessivo che veda Agrigento al centro degli interessi della regione siciliana. Così non è stato ultimamente per le incapacità di Crocetta, e riteniamo pure che i 5 Stelle, al di là di proteste che non portano a nulla, difficilmente potranno governare non avendo competenza alcuna. La sua esperienza europea sicuramente al servizio anche della Sicilia. Ma sicuramente la mia esperienza europea da direttore generale, da direttore amministrativo aziendale, porto competenze, conoscenze, un gruppo di persone serie e qualificate in una competizione nella quale auguro ai miei competitor un'attività importante di ricerca del consenso nel territorio per dare soddisfazione concreta ai tanti bisogni della comunità agrigentina. Agrigento ha bisogno di migliori collegamenti, di essere più attrattiva sul piano turistico anche attraverso una migliore mobilità, di dare risposte sul piano assistenziale in sanità, dove finalmente bisogna procedere alle stabilizzazioni dei precari e dare concrete risposte assistenziali che nel tempo non vi sono state. E poi per ultimo noi abbiamo questa meravigliosa Valle dei Templi, abbiamo le Terme di Sciacca, abbiamo strutture fondamentali che debbono essere incoraggiate e sostenute attraverso un'attività incessante che che riconosco posso fare insieme a tutti coloro i quali in Ars saranno dotati di buonsenso e di voglia di fare.